Ciao ragazzi, Galeotto fu il polletto quella volta, più di 60 anni fa. Maggio 1956, qui a Boccon di Vaux, sui Colli Euganei, è in pieno svolgimento il mercato delle ciliegie, un evento importantissimo e imperdibile per tutto il circondario, perché era il luogo degli incontri dei commercianti con chi acquistava queste ciliegie, che era un prodotto simbolo all'epoca. Durante la festa, un commerciante, preso dai morsi della fame, decise di cercare un'osteria, un posto dove andare a mangiare, e entrò in questa trattoria dove due signori lo accolsero. Ma mentre stava per accomodarsi in sala, che ovviamente non era come quella che vediamo oggi, sentì un profumo incredibile. Seguì quel profumino ed entrò nella stanza sul retro dove sul camino stavano cuocendo i polli. Eccoli qua, i polli alla brace preparati da Palmino e soprattutto dalla moglie Bertilla. E questo era l'inizio di una tradizione che continua ancora oggi, ma che è partita da questa famiglia. E da allora non è cambiato niente? No, la tradizione è rimasta sempre quella, la ricetta è uguale, cambiano solo le persone. Si inizia dal fuoco, dalle fascine con la legna, con i tralci delle vigne che vengono raccolti, sistemati nel fuoco e accesi. Il pollo è cucinato sempre a legna anche quello, con le braccia sotto, e il sugo è fatto con pelati italiani, olio, pepe e sale, perciò è un sugo molto semplice e naturalmente crudo, come faceva la nonna. Appunto, chi ebbe l'intuizione di fare un sugo così? Sicuramente la nonna ha avuto l'inventiva in quegli anni difficili per loro, di povertà. Si è inventato questo piatto che tuttora rimane e continueremo a tenerlo vivo in questa trattoria. Ma che è un segreto nel polastro o no? C'è un segreto, sì, nel sugo in particolare, c'è, Che è? che comunque lo sappiamo, no? C'è pomodoro, olio, pepe, sale. Ma così è buoni tutti? Ecco, dopo c'è un punto di domanda che quello rimarrà nella mia interiore. Quando cominciarono, più di 60 anni fa, Palmino e Bertilla furono i primi a proporre questa ricetta. Ma poi il contagio si diffuse e addirittura oggi, in questo comprensorio, sono più di una dozzina i locali fra ristoranti e agriturismo che hanno adottato questa ricetta e la propongono. Ed è stato proprio questo a farla diventare un prodotto tipico di questa terra meravigliosa della provincia di Padova. Ma i tempi poi si sono evoluti e a questi polli la tradizione, il richiamo della corte padovana ha fatto ampliare il menù di Palmino e di Bertilla e delle generazioni che sono susseguite, perché qui si mangia la tipicità. Quando è partito la nonna, come ripeto, c'era molta povertà e ha fatto grandi sacrifici per portare una trattoria a questi livelli, portata avanti dal papà e la mamma, adesso è arrivata nella mia terza generazione, con la voglia, penso, della nonna, sempre il ricordo di portare avanti questa esperienza, per me nuova perché sono giovane, però mantenendo sempre come piatto principale il pollo ai ferri. La corte padovana è particolarmente nota per il mix di sapori contadini che un tempo la caratterizzavano. Ti sei ispirato anche lì per ampliare il ventaglio del menù? Il menù è stato ampliato negli anni perché le generazioni dei clienti chiedevano anche sempre di più. Abbiamo sempre mantenuto il fuoco come principio di cottura, perciò sempre una cottura sana, fatta con la legna che dà anche il sapore al cibo. E nuovi piatti sono stati messi perché nuove generazioni chiedevano le tagliate, costate, cose così, però chi viene qua al 90% viene solo per il pollo. E quelli più giovani lo capiscono il valore di questa tradizione oppure lo danno per scontato? Ma qualcuno lo capisce e qualcuno no, perché delle volte io parlo con quei giovani che vengono qui, apprezzano molto il pollo e dicono ma è buono, però sì, non sanno dietro le fatiche che c'è, la procedura che c'è, ecco, come ripeto, cioè i figli, scusa, che vengono qui, cioè che lavorano qui e dicono dobbiamo portare avanti la tradizione della nonna e del nonno che ha inviato questa attività, ecco.
Perciò sì, e sono anche orgoglioso, diciamo, di questa situazione, perché non è di tutti. Purtroppo ci sono delle attività che vengono chiuse perché i figli non prendono il proprio lavoro, insomma, ecco. Spesso mi chiedo, cosa vuol dire cominciare una tradizione? È soltanto una questione di ricerca di sapori antichi e di assemblaggio o si va oltre? Per quello che mi ha fatto vedere Gianluca, credo che sia questa seconda ipotesi, perché per esempio, per cucinare sul camino, Luca ha scelto di utilizzare la legna, una legna che arriva direttamente dai loro campi, dal vigneto in particolare, perché è lì, dai tralci, che nascono le fascine che servono poi per diventare lo starter, la tizza a fuoco. E poi il legno risponde a una logica, è una filosofia che arriva da lontano. La legna è stata scelta ancora dall'inizio. Una volta la nonna cucinava solamente con le fascine delle vigne perché non c'erano possibilità economiche di comprare altra legna. Negli anni, aumentando anche la clientela, abbiamo avuto bisogno di più legna e più braccia che mi tenga la cottura, perciò il fuoco viene acceso sempre come una volta, viene messa della legna che è un misto di legna, rovere, faggio, ulivo dei colli. È una scelta ben precisa, altrimenti c'è la piastra, ci sono le cotture a induzione, perché proprio la legna? La legna è una cottura secondo me salutare perché anche il grasso di ogni cottura, dico del pollo, del salame, quello che è, il grasso in essa scende nella cenere e si spegne. La griglia, la piastra, quelle cose là, il grasso, l'unto del cibo rimane sempre lì. Quanti anni hai tu, Claudio? Io ne ho 64 e la mamma invece di darmi la ciuccia mi dava i pezzettini di pollo con l'olio e per quello sono cresciuto, sono venuto abbastanza grande e robusto, diciamo, ecco. Ma chi era la mamma? La mamma era una guerriera, una battagliera, una donna che sapeva fare i fatti suoi, nel senso che era all'altezza di fare qualsiasi lavoro, perché diciamo una stupidaggine, quando foravo le ruote della bicicletta era lei che me le aggiustava, che metteva la pezza. Una volta mi ha detto: ho sbagliato a nascere donna perché volevo essere un uomo, tanto per dire la capacità che aveva quella donna lì, insieme a mio papà, e diciamo, ecco, che è Palmino, diciamo, il papà. Dimmi una cosa che vorresti dire alla nonna. Ma la nonna mi ha lasciato, penso che come ogni ragazzo che il suo sogno sia di avere una Ferrari, mia nonna me l'abbia già consegnata la Ferrari. Si tratta di farla andare? Assolutamente sì. E hanno intrapreso questa attività, diciamo, appena sposati, che si sono sposati nel 54, e poi hanno aperto questa, diciamo, osteria, che si trattava di un bicchiere di vino, giocare le carte o le bocce. E dopo un anno, la mamma ha detto: guarda Palmino, non possiamo pagare più l'affitto perché era in affitto e dobbiamo trovare qualcos'altro. Insomma, che lei faceva anche la sarta, allora si è messa a fare i sacchi di filtri per il vino per i contadini, che erano dei sacchi che avevano appesi alle travi e passavano il vino. Di che un giorno, il mese di maggio, è il mercato delle ciliegie, che qui è una tradizione. Grazie a nonna Bertilla e grazie a nonno Palmino.